Io mi occupo del nomenclatore, quindi non della parte informatica. Dal 2006 al 2009 ho lavorato prima nella commissione Mattone a Roma, quindi proprio nella stesura a livello centrale del nomenclatore, e successivamente unico tra l'altro in commissione salute per la revisione fatta dal 2009 voluta dal ministro Fazio. Nel frattempo voi sapete che è stato pubblicato il nomenclatore nel 2008, chiamato decreto Turco. Dopo 20 giorni è stato ritirato perché non aveva una sostenibilità economica. Fazio ne ha preparato un altro che è stato approvato il 29 dicembre del 2009 in conferenza Stato-Regioni, ma che tiene là ben nascosto nel suo cassetto. Anche lì c'è un problema di sostenibilità economica e non so quando sinceramente uscirà. Il dottor Mantoan a livello regionale ha deciso di dare una rinfrescata al nostro nomenclatore. Siamo i primi in Italia che fa un'azione di questo genere. Vi dico già subito in partenza che i più penalizzati è stata la branca di laboratorio. Penalizzata perché la revisione del nomenclatore purtroppo deve applicare alcune norme nazionali, quindi non è facile inserire prestazioni in questo momento e neanche toglierle. Abbiamo fatto il più possibile, con la fantasia più possibile che potevamo metterci, però quello che vedete oggi è il massimo che la Regione può dare. Le tariffe, va bene, sono state presentate l'altro giorno, sul laboratorio c'è l'abbattimento del 20%, l'avrete già capito, ma questo era già previsto su una finanziaria del 2008, però ho visto che il dottor Mantoan ha lasciato il tavolo aperto alla contrattazione, quindi per quanto riguarda le tariffe, anche se sono la parte più interessante, comunque è tutto aperto. Ecco, questo è un po' di introduzione. Vi chiedo scusa se vi annoio, però penso che comunque ci sia qualche spunto anche per voi. Allora, un po' di storia. Il nomenclatore che utilizzate oggi, che prima ho sentito la collega del Piemonte che lo disprezzava tanto, ha forse anche ragione, perché è stato fatto nel 94 ed è stato approvato nel 96 col decreto 150. Con quale? Questa? 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 Okay. La Regione successivamente l'ha un po' implementato, sicuramente non subito sul laboratorio, ma nel 98 aggiungendo nella branca di laboratorio 64 prestazioni che utilizzate tutti i giorni. Prestazioni che voi trovate identificate con la nota I, che dopo vi spiego più avanti, anche perché se esce il nomenclatore sarete sottoposti a tutta una serie di regole che fino adesso sono state trascurate. Come vi dicevo, il nomenclatore che utilizziamo noi è del 98, è stato recepito e fino adesso grossi interventi non sono stati fatti. Il nomenclatore di oggi è composto quindi dal DM nazionale, dal DM 150 nazionale, più un pochi di prestazioni, 87 in tutto, sparse su tutte le branche, che vengono chiamati LEA aggiuntivi regionali. Parola chiave per Zaia in questo momento, perché quando parlo di LEA aggiuntivi regionali vuol dire che sono prestazioni da erogare solo a residenti del Veneto e a totale carico della Regione, che quindi il Ministero non mi paga. E qua già la prima nota dolente. Nel 2001 escono i livelli essenziali, altro passaggio importante perché il DM 150 non è altro che una raccolta fatta sui vari nomenclatori delle regioni e quello che c'era in giro nel 94, è stata fatta una bella sintesi e messa là senza una logica di nessun tipo. I LEA si estendono in 3 punti. E tutti e 3 hanno una caratteristica. Il primo gruppo di LEA è LEA collettivo, tutto quello che gira nel mondo del distretto per intenderci, e tutto quello che gira nel mondo del screening. Esiste poi il LEA distrettuale, dell'assistenza distrettuale, dove troviamo tutta la parte ambulatoriale. Stranamente non è all'interno dell'ospedaliera, ma è all'interno del distrettuale, e la parte dell'assistenza ospedaliera. Quale caratteristica hanno? Che ognuno comunque gira con una nomenclatura sua,
ma anche con un modo di prescrizione suo. Allora, la prima parte generalmente gira col foglietto bianco con il timbro perché fa parte dello screening, quindi tutti accedono con l'invito. L'assistenza distrettuale gira invece tutto in parte con l'impegnativa. L'assistenza ospedaliera con la parte della SDO. Sempre per quanto riguarda il secondo livello, come vi ho detto, nell'assistenza distrettuale c'è anche la parte ambulatoriale, che è uno dei livelli che vanno via via sfrangiandosi. È stata la prima volta con questo DM che si dicevano cos'è l'EA e quello che non è più l'EA. Il laboratorio in questo caso non è stato toccato. Come vedete, se vado a sviscerare l'assistenza distrettuale, mi trovo tutta un'altra serie di competenze: medico di base, assistenza farmaceutica, protesi e chi ne vuole più ne metta. Però l'importanza di tutto questo è che tutto questo gira comunque all'interno della ricetta, strumento che tutti sottovalutano perché tutti si pensa che la ricetta sia del Ministero della Salute, errore, è del Ministero delle Finanze. E non è altro che un bell'assegno confezionato. Quindi tutto quello che gira scritto lì non è altro che un assegno dove un portatore di interesse ha un obbligo di ricevere una prestazione. Quando si parla di LEA si parla di tutta questa confusione. 10 domande a cui rispondere, che oggi non stiamo qui a sviscerare perché ci metteremo più di 2 ore per ogni casellina, 10 domande brevi, che però mi dicono se la prestazione può andare avanti e diventare LEA oppure la prestazione non ha interesse e viene scartata. È quello che abbiamo fatto noi in questi 2 mesi, io e un altro mio collega, che ci siamo passati a uno, quindi ci siamo ripassati il nomenclatore Fazio e a uno ce lo siamo messi dentro, fatto queste caselline qua e dove potevamo, perché alla fine di tutta questa giostra c'era comunque il portafoglio, potevamo accedere, passava, dove veniva rimandato indietro. Le prestazioni, per essere prestazioni, devono avere delle caratteristiche. Io in questi giorni ho ricevuto un metro cubo di carta dove c'è scritto di tutto e di più. Penso che tutti si siano sbizzarriti a scrivere. E invece c'è anche una logica per diventare una prestazione LEA e per essere selezionata. Intanto devono essere erogate con finalità specialistica ambulatoriale. In questi giorni mi sono trovato di tutto, da sala operatoria a chi si sente ancora più bravo. E vabbè. Non possono essere esplicitamente riconducibili ad altri livelli di assistenza. Quindi quello che va dentro il nomenclatore non lo dovrei trovare né nell'ospedaliera né tantomeno sulla distrettuale. È vero anche l'incontrario, perché se prendo un caso, la mammografia me la trovo su tutti e 3 i livelli. Sono prescrivibili di norma sui ricettari. Di norma non vuol dire per prassi, vuol dire per obbligo. Quindi tutte le prescrizioni devono essere obbligatoriamente prescritte sul ricettario, quello rosso per intenderci. Devono essere programmabili in termini d'accesso, e anche questa è una caratteristica che tutti spesso sottovalutano. Il laboratorio, vabbè, forse ne esce da questa. E sono individualmente indicate e tariffate. Il problema che ho sentito prima, ma il nomenclatore è un tariffario, alla fine però si arriva sempre alla tariffa proprio perché è il Ministero delle Finanze che paga. E devono presentare caratteristiche di durata definite e determinabili. Spesso mi arrivano richieste di inserimenti di LEA di prestazioni che più che altro si fanno per moda, perché si sono sentite per televisione o perché comunque un medico si è fatto suggestionare da qualche informatore medico, quindi mi arriva subito la richiesta di inserimento. Dopo, quando si va in commissione, si viene a capire che quell'esame non è mai stato testato veramente, non ha comunque una casistica per diventare LEA e quindi viene scartato. Come vengono individuate le prestazioni? Un riassunto della tabellone che abbiamo visto. Devono comunque rispondere a effettive necessità assistenziali. Devono essere supportate da evidenza scientifica, e tutte le volte io chiedo, quando mi fanno così, mandatemi anche tutto il malloppo che avete raccolto. Quindi non mandatemi solo il nome e il cognome della prestazione e una proposta di tariffa, ma ditemi a chi è il destinatario e a cosa serve questa prestazione, cosa che non succede mai. E per questo dopo non vengono accettate. Devono avere un'appropriatezza all'uso delle risorse,
e devono avere soprattutto un'offerta erogativa su tutto il territorio, cosa che va in contrapposizione con un altro fenomeno che chiamiamo prestazioni di nicchia. Che funzione ha il nomenclatore oggi? Fino a oggi ci serviva per fare gli scambi tra le regioni o tra le ASL interne, quindi era solo un tariffario dove si diceva ho fatto questo, dammi questo perché è scritto lì. E soprattutto avere un'importanza omogenea di codifica, che è il vostro problema di oggi. Domani invece non sarà più così. Intanto sono prestazioni che diventano LEA. E una volta che una prestazione diventa LEA vuol dire che il cittadino la può richiedere tutte le volte che ne ha necessità e gli si deve erogare, quindi non posso più escluderlo dal circolo. Sono l'elenco delle prestazioni che tutti i medici possono prescrivere all'interno del ricettario. In più mi interessa per i fini epidemiologici, discorso che faceva prima la dottoressa, che quando non riusciamo a tirare fuori dati anche noi in regione. È lo strumento per la prescrizione e anche per la successiva prenotazione. Perché questo? Perché fino all'anno scorso nessuno si era mai pensato di definire cos'è una prestazione ambulatoriale. Bastava che fosse qualcosa che si faceva su un ambulatorio o su un ospedale, quindi era già qualcosa che si poteva erogare. No. Il 5 maggio dell'anno scorso è uscito un bel decreto del ministro Fazio ancora che mi dice che ogni prestazione si identifica con quando è prescrivibile, prenotabile e refertabile. Quindi queste sono altre 3 caratteristiche per diventare un LEA ambulatoriale. In più deve avere un'analogicità e una specificità sua. È uno strumento organizzativo logistico, sicuramente questo non interessa tanto a voi, ma interessa a tutti quelli delle altre branche che si sono visti catapultati pacchetti di prestazioni dove devono rivedere non solo l'organizzazione dell'ambulatorio standard, ma anche delle sale operatorie. Quindi questo per voi magari non ha un valore, ma per qualcun altro vuol dire mettersi veramente in discussione sull'organizzazione. È un catalogo di attività erogabili e prenotabili, proprio per rientrare nella definizione della prestazione. È uno strumento che comunque va a alimentare i nostri sistemi informativi. Giustamente noi i nostri dati li estraiamo con i codici del nomenclatore e non con tutti i vostri. Che si estende quindi sia a livello nazionale, perché il flusso è comunque nazionale, ma anche a livello regionale e anche a livello locale, proprio perché di sotto c'è sempre comunque tutta la parte economica ed è giustamente la giusta valorizzazione della parte economica. È un relatore di scambi, perché voi sapete che adesso la regione può mettere le tariffe che ritiene più utili alla sua regione e quindi chiedere e mandarle anche in mobilità sulle altre regioni. Passaggio che molto spesso viene trascurato questo. Infatti quando spesso mi sento contestare ma le altre regioni pagano di più, ma le altre regioni fanno questo, bisogna stare molto attenti, perché il fatto della tariffa non vuol dire che mi sia ricompensato da un'altra regione. Io posso mettere quello che voglio sulla mia regione, anche perché finché tariffo qualcosa per il pubblico sono i soldi del Monopoli. Li vediamo scritti, sappiamo che sono numeri su un foglio di carta, però dopo la cosa non è effettivamente così. Non diventa più un Monopoli quando è un privato, perché quando devo pagare un privato lo devo pagare con quella tariffa, non diventa più Monopoli quando va sulle altre regioni. Le altre regioni possono dire no, ti pago con la tariffa nazionale, quella del 96, oppure non ti riconosco la prestazione e non te la pago proprio. E noi abbiamo grossi problemi con la regione Reggio Calabria che non ci paga da 11 anni. A proposito. Ce la mettono tutta. Però FISANCHE stabilisce il tetto del pagamento dei ticket e della partecipazione alla spesa. Molto spesso si sente dire ma tanto il paziente non paga, ma tanto c'è il ticket. Attenzione, partecipazione alla spesa e ticket sono 2 cose ben differenti. Il ticket è la tariffa che vedete,
Per intendersi, la visita costa 18,95, quindi vuol dire che il paziente se la sta pagando di tasca sua. La partecipazione della spesa sono i 36,15, vuol dire che quella prestazione costa tanto di più, mi dai un contributo e il resto ce lo metto io regione. E quindi non è vero neanche che gli esenti non pagano, perché sicuramente l'esente materialmente non paga, ma comunque io devo andare in mobilità. Prima abbiamo sentito tanto di tanti flussi e abbiamo sentito tanti codici, tanti nomi, vabbè, il nomenclatore di adesso praticamente aveva una numerazione messa lì su una qualche maniera. Quello nuovo invece cambia completamente struttura. Intanto si fa riferimento all'ICD-9CM, che non è la nona versione, come ho sentito dire prima, ma è la 21esima versione. L'ICD-9 viene aggiornato ogni 2 anni. Noi abbiamo lavorato su quello del 2002, la nostra regione 2 anni fa ha adottato la versione del 2007, quindi abbiamo saltato addirittura 3 passaggi. Ci sono state alcune variazioni sul nomenclatore, chi ha avuto modo di sfogliarlo il mese scorso, la prima bozza che abbiamo fatto circolare, avrà visto che anche il laboratorio ha dei nuovi codici che servono delle targhe o dei codici fiscali perché sono alfanumerici. Quindi ci sono delle letterine che si spostano da un punto all'altro. Allora, fatto salvo i primi 2 numeri che sono la radice, che quindi mi identificano il gruppo di prestazioni, gli altri sono gli identificativi, di cui, se ci fate caso, ce n'è un gruppetto verso la fine, sulle ultime pagine, che alla penultima sigla c'è una bella R che mi sta a dire che sono prestazioni dedicate alle malattie rare. Ci sono aree completamente nuove, che una di queste è giustamente quella delle malattie rare. In più noi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo rifiutato tutte le codifiche regionali. Quando siamo stati a Roma, che abbiamo fatto la raccolta di tutti i nomenclatori delle varie regioni, ogni regione si era sbizzarrita a modo suo codificare. Abbiamo rifiutato questo e ci siamo riportati all'ICDM, quindi tutti i suggerimenti e le contestazioni che sono state alla regione non sono stati mai accolti. E quindi diventa anche qua univoco, abbiamo un codice univoco, che poi non risponda giustamente alle esigenze che avete voi, su questo sono anche d'accordo. Il nuovo nomenclatore è fatto anche per scoraggiare comportamenti opportunistici. Fino adesso c'era l'abitudine, che ho sentito parlare prima, ma in fase di esame vedo che questo esame ha delle particolarità, procedo, ne faccio un altro. Non è più fattibile sta cosa qua. L'abbiamo normata, addirittura ci sono delle combinazioni che mi dicono se fai questo non fai più l'altro, e ti fermi qua, oppure mi dice solo di fronte a questo quesito diagnostico lo fai, se no sta attento che vai in appropriatezza e puoi rischiare qualcosa. E sono le inclusioni e le esclusioni. Poi questo voi non riguarda, è il contenuto delle visite che sono cambiate, che dopo vi farò vedere, anche perché sul laboratorio c'è l'allergologia e la prassi dice che il laboratorista non può visitare, però non è vero. Quindi le novità sono intanto la struttura del codice, che diventa fisso a 5 ed è sempre alfanumerico. Ha la stessa struttura, perché vi dicevo le prime 2 lettere comunque sono la radice, quindi mi dicono che fa parte di un raggruppamento, e mi identifica in modo univoco la stessa prestazione. Debuttano le malattie rare, prestazioni per le malattie rare, che prima non erano mai contemplate. Questo non vi riguarda perché c'è il day service ambulatoriale, si inchioda tutto qua, e soprattutto le branche specialistiche, cosa che non avevano adesso, diventano il modo per accreditare i privati, ma anche i pubblici. La legge 22 nostra prevede che l'accreditamento sia fatto a branche. E qua vi spiego subito un aneddoto che sti giorni qua ho sentito. Mentre per il pubblico, il medico pubblico può estendersi ad altre branche, basta solo che rispetti comunque la distinzione nella ricetta, il privato può solo erogare quelle prestazioni di branca. Cosa vuol dire questo? Che mentre un medico che lavora su un ospedale pubblico, se se la sente, può fare una prestazione di un altro specialista, per il privato questo non può mai avvenire. Debuttano pacchetti di prestazioni, quindi anche voi qua sarete coinvolti, perché la novità è che abbiamo
nella logica di snaturare completamente negli anni prossimi il nomenclatore, quindi di non arrivare più alla singola prestazione come la conosciamo adesso, abbiamo creato dei grossi pacchetti dove c'è dentro anche il laboratorio. Quindi quello che fate oggi per i ricoverati, non so da quando, quando uscirà il nomenclatore, comunque comincerete a fare, quindi per le unità operative ospedaliere, comincerete a farlo anche per gli ambulatoriali. Quindi anche voi sarete chiamati a definire cosa. Giustamente sono tutte prestazioni LEA, e per la prima volta nel nuovo nomenclatore debutta la telemedicina, che vi dico è un po' difficoltoso in questo momento definirla, perché nessuno si è mai azzardato a dare una definizione seria di telemedicina, però noi intanto ci tentiamo. Quindi abbiamo identificato 3-4 prestazioni, non tante, e tentiamo di aprire la strada. Chi andrà a sfogliare il dischetto, mi spiace di averne avuto pochi con me, vedrà che il laboratorio è disseminato di una serie di lettere e ogni lettera ha un suo valore, che fino adesso è stata trascurata, ma che se esce il nomenclatore diventerà pressante per tutti. Anche perché vi dico, il problema più grosso è quello di andare incontro al danno erariale. La prima che incontrate è la lettera H. La lettera H sono prestazioni che possono essere erogate solo su strutture protette, ovvero sia ambulatori protetti. Stranamente ce ne sono anche nel laboratorio. Una per tutte sono le prove crociate oppure le prove allergologiche. E questo è un esempio. La nota R, che questi giorni qua sta facendo molto discutere, mi sono anche preso una lettera dove mi vogliono riempire di botte, ma non me ne frega niente. La nota R identifica prestazioni, e voi in laboratorio ne avete una caterba, che devono essere erogate solo nelle strutture pubbliche, proprio perché riconosciuti centri di riferimento regionale. Quindi il fatto che senta dire ma io la prestazione perché c'è scritto R la devo mandare a Padova, non la devo mandare a Verona, non è affatto vero. Un ospedale pubblico, se è in grado di farlo, la fa. Quindi non deve fare risposta a Padova o a Verona. E questo è un esempio di nota R. Però dentro, vi dico, ce n'è una miriade. La nota A, che voi riguarda molto poco, sono accorpamenti, quindi vuol dire che nel nomenclatore nazionale esistono come prestazioni singole, in quello regionale esistono come accorpamenti, quindi più prestazioni. E questo non riguarda il vostro caso, ma comunque è un esempio. La nota I invece sarà quella che vi farà più tribolare di tutti. La nota I identifica le aggiuntivi regionali erogabili solo a residenti del Veneto. Fino adesso nessuno ci fa caso, però vi dico il problema è grosso, anche perché, come vi dico, ci sono regioni che si rifiutano di pagare queste prestazioni, in quanto non essendo LEA nazionali non sono tenuti a onorarceli. L'unica regione con cui siamo riusciti ad avere un accordo serio è la Lombardia, che a parità di codice ci riconosce la nostra prestazione. Con il Friuli abbiamo fatto 2 volte l'accordo, ma non l'ha mai rispettato. Per quello che riguarda Trento, quando gli fa comodo ci paga, ci remunera, e per quello che ci interessa per Bolzano molto poco. Quindi faremo anche una pressione importante su tutte queste prestazioni, e quindi diremo a tutti i vari servizi di accettazione che quando si trovano una ricetta dove è prevista una prestazione marcata con la I, devono chiedere all'utente se la paga oppure rifiutate la prestazione. La nota E a voi non interessa più di tanto, perché comunque sono estensioni di branca, vuol dire che quella prestazione si trova su più branche, però da voi. E invece c'è la nota M che dice che quelle prestazioni possono essere erogate solo se compatibili con i protocolli nazionali delle malattie rare. E questo è un esempio.
Addirittura ve le trovate quel pacchettino di note, I di inserimento regionale, M malattia rara, R regionale, quindi centro di riferimento, quindi non le abbiamo le date ai privati, e asterisco perché c'è la nota che mi spiega il perché. E questo è l'asterisco. Quando incontriamo l'asterisco vuol dire che di fianco o in corsivo c'è sempre scritto qualcosa che mi dice cosa devo fare, che può essere una condizione di erogabilità oppure mi limita anche le malattie con cui la posso utilizzare questa prestazione. E questo è un altro esempio. Questo ve l'ho già detto, ogni prestazione intende tutto l'intero ciclo della prestazione. Qualcuno di voi mi chiede, ma mi serve l'allestimento del vetrino, ma comunque io devo valutare l'adeguatezza del prelievo. No, fa parte di quella prestazione. E tutte le volte bisogna refertare tutto, abitudine che sicuramente il laboratorio ha, le altre branche un po' meno. Vi lascio stare sta parte qua perché comunque nel laboratorio abbiamo cercato di pulirla più possibile, quindi non dovreste più trovare se no eccezionalmente qualcosa con la E o la O. Invece passiamo qua, perché questo vi riguarda. Tutte le prestazioni del nomenclatore possono essere ripetibili fino in quantità 8 sulla stessa prestazione, quindi posso avere 8 emocromi, posso avere 8 PTT. Fatto salvo le visite che non possono essere ripetibili, quindi ogni ricetta può contenere un'unica visita di un'unica branca, proprio perché se no sono a condizione del pagamento del ticket, quindi mi deve tirare su anche, per far cassa. Prestazioni aggiuntive sono il vostro problema, quindi sono le prestazioni che nascono per bisogni in corso d'opera. Quindi mi arriva un paziente che fa un esame, vedo che quell'esame non ha le caratteristiche per essere sicuro, devo valorarlo con degli altri esami. Un'altra ricetta, un altro ticket. L'abitudine che c'era prima, tiro avanti e carico sulla stessa ricetta, non è più valida. Attenzione, perché fino all'anno scorso abbiamo mediato col Ministero delle Finanze per non denunciare tutti e andare sul danno erariale, ma dal 1° settembre dell'anno scorso la cosa non è così più tranquilla. Quindi prima di procedere per un altro esame ricordatevi che dovete mettere una seconda ricetta e il paziente deve pagare l'adeguato ticket. Io salterei questo passaggio qua delle branche perché voi comunque siete legati a un'unica branca. Vi ricordo solo che se utilizzate le prestazioni di allergologia, se volete la visita la potete mettere. Il medico di laboratorio che è in grado di fare allergologia la può utilizzare, quindi non è vero che non può utilizzare la visita il medico di laboratorio. E lo può anche abbinare ai rispettivi esami. Le branche sono queste. E le discipline sono tutte queste che a voi però non interessano più di tanto. In definitiva, le branche si riferiscono quindi alle prestazioni, servono ai fili di compilazione corretta della ricetta, attenzione perché la ricetta ha lo stesso valore dell'assegno, quindi deve essere corretta, e servono per il calcolo del ticket, per cui vi dicevo molta attenzione perché quando si va sul calcolo del ticket è un attimo anche involontariamente passare nel danno erariale. E le discipline a voi non interessano. Le visite a voi non interessano perché comunque... E questa è una forma di pacchetti invece dove sarete chiamati a contribuire anche voi, mi spiace che si veda male, dove sono previsti degli esami laboratori, quindi qua tirerete in campo anche la vostra competenza perché siamo nell'appropriatezza. E questo sarebbe il nuovo nomenclatore se esce un domani, quindi DM 150 perché essendo un atto normativo maggiore di qualsiasi delibera non posso buttare fuori l'EA. Ve lo dico perché è stato un grosso contenzioso con il professor Plebani questi giorni qua che pretendeva di buttare fuori prestazioni dal nomenclatore nazionale. Non è possibile perché comunque ogni delibera essendo un atto inferiore non può escludere qualcosa del nazionale. Quindi anche se l'esame è obsoleto, anche se non esiste più reagenti in commercio da 20 anni, deve rimanere là.
Vengono conservati le aggiuntivi che c'erano prima in gran parte, entrano tantissime prestazioni del DM del 2008, quello della Turco per intenderci, e prestazioni dell'accordo Stato Intesa che però a voi non riguardano ma sono i pacchetti. E entrano quasi tutte, non tutte, quasi tutte quelle che oggi si chiamavano prestazioni di nicchia. Prestazioni di nicchia perché le abbiamo riconosciute lì dentro al DM della Turco, perché avevano un codice, quindi le abbiamo messe dentro. Perché il laboratorio non è stato implementato come mi è stato richiesto questi giorni qua, che sono arrivati i fogli di richiesta, inserisci questo, perché purtroppo ci sono delle regole per inserire un LEA e che sono sempre economiche. La legge 133 del 2009 all'articolo 74 mi dice tu puoi inserire prestazioni o come LEA aggiuntivo e te lo devi pagare tu regione e ti fai anche un'analisi dei costi, e questo non è stato fatto anche perché il dottor Mantoan ha dato l'ok al 1° di dicembre, oppure prestazioni che vedi che li fanno gli altri. Allora, dove abbiamo visto che la Lombardia soprattutto, un po' il Friuli e un po' la Toscana avevano inserito nuove prestazioni, quindi avevamo anche una tariffa di riferimento, li abbiamo inseriti. Ovviamente resta fuori tutta la parte che riguarda la genetica, perché nessuno si è azzardato ad andare a modificare la genetica perché è onerosa e economica da sostenere, e abbiamo lasciato gran parte della microbiologia proprio perché non ci sono codici all'interno all'interno del nomenclatore della Turco. Chi va a guardare il nomenclatore sicuramente della Lombardia resta sorpreso perché invece vede che c'è un'esplosione di esami di laboratorio, però vi porto dalla controparte: chi ha guidato fin adesso la Lombardia, quindi l'omologo del nostro dottor Mantoan, era un primario di laboratorio che sicuramente ha trovato i mezzi per inserirsi quello che gli serviva. Quindi questa è la differenza. Il nomenclatore che utilizzate oggi è composto da 1808 prestazioni, di cui 87 sono LEA aggiuntivi. Se passa questo qua, passeremo a 2133. Grazie.